Buongiorno innanzitutto, vi ringrazio di essere così tanti e così numerosi a questa giornata dedicata e presentata dal VIM, l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare. Sono il vicepresidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e direi che sono decisamente onorato di darvi il benvenuto e di introdurre la giornata di oggi. Ringrazio anche la Presidente che è qui presente, di cui non posso che essere assolutamente grato di avermi dato questa possibilità per introdurre appunto la giornata di oggi, che è una giornata decisamente importante tra le giornate importantissime che si stanno svolgendo in questo evento internazionale e soprattutto anche perché poi avremo temi decisamente rilevanti da ascoltare. Non posso che ringraziare la Regione del Veneto, il Governatore Zaia, insieme al Comune, alla Camera di Commercio, all'Università e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Paolo Rovigo e tutti gli altri partner che hanno potuto consentire la realizzazione di questo decisamente importante e grande, Avvocato buongiorno, evento internazionale. Sicuramente i presenti conoscono l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, che è il braccio operativo della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata. Eccellenza della ricerca, più di 230 ricercatori, 20 principal investigator e direi che il VIM si inserisce perfettamente all'interno degli argomenti e delle discussioni che sono in discussione oggi e soprattutto laddove è necessario coniugare scienza, salute e restituzione di benessere nei confronti delle persone. 27 anni di vita ha il VIM, un'eccellenza sicuramente della città, ma soprattutto un'eccellenza di questo territorio, però inserita perfettamente nel panorama internazionale e conosciuta e stimata in tutto il mondo per il valore delle sue attività di ricerca, dei suoi progetti, dei suoi filoni e dei principal investigator. Il VIM, come tanti altri istituti di ricerca anche all'estero, è punto d'arrivo o punto di partenza per molti ricercatori che vengono dall'estero e che trovano nel VIM, ma soprattutto nel territorio e nella città, un luogo dove portare a termine prestigiose attività di ricerca, ma anche dove vivere in maniera decisamente bene e di conforto. Tutto ciò viene consentito anche grazie alla presenza della nostra università. Più di 800 anni sono stati celebrati poco tempo fa, una delle più antiche e prestigiose d'Italia, una delle più antiche scuole di medicina e quindi insomma tutto si coniuga all'interno di un territorio sicuramente fertile per poter consentire di proseguire, di restituire sempre di più benessere ai nostri cittadini. La giornata di oggi è dedicata all'esplorazione delle frontiere di ricerca tra organoidi, studio del cervello e neuroscienze e quindi insomma, il VIM contribuirà sicuramente con questa giornata ad ampliare le conoscenze, a diffonderle sempre di più e, ripeto, a inserirsi sempre di più in maniera decisiva nel rispetto della salute dei cittadini che soprattutto in questo periodo molto si aspettano dalla salute e soprattutto dalla sanità in particolare, in un periodo in cui le difficoltà sono decisamente molte e quindi riuscire a confortare i nostri cittadini con scoperte e ricerche d'avanguardia significa anche rassicurarli sul loro futuro. Non voglio togliere ulteriore spazio, dopo di me ci sono sicuramente degli ospiti decisamente importanti, cominciando dalla dottoressa Pasinelli, Teleton, quindi un nome, una garanzia, come si suol dire, ma soprattutto un orizzonte e una sicurezza per tante persone che hanno patologie decisamente importanti, spesso poco conosciute e spesso poco considerate. Però c'è la giornalista che introduce il piano, perché buona giornata. No, tanto partiamo direttamente così.
Buongiorno a tutti, posso avviare la mia presentazione. Intanto grazie per l'invito, grazie al Vicepresidente Belloni, grazie alla Presidente amica carissima Giustina Destro per questo invito, è un onore essere a Padova in un evento così importante. Mi è stato dato un titolo e cercherò di stare nella mezz'ora che mi è stata data, siamo già un po' in ritardo, che si chiama Cacciatori di scienza, viaggio nella ricerca scientifica. Un titolo un po' difficile, soprattutto perché io sono sempre in grado solo di parlare delle cose che facciamo noi, difficile che riesca a portarmi fuori. Allora ho cercato di... come si fa ad andare avanti? Eccolo qua. Quello che cercherò di raccontare attraverso la nostra esperienza e quindi parlare di cacciatori di scienza è cercare di parlare dell'importanza della ricerca scientifica nel, diciamo, portare innovazione e in fondo competitività al Paese, e competitività ai Paesi. E ne parlerò a partire dall'esperienza di Teleton. Quindi i cacciatori di scienza, che sono gli scienziati che fanno la ricerca che noi finanziamo, con un obiettivo di questo tipo. Il Vicepresidente Bellona ha detto molto bene prima quali aspettative anche di risposte di salute ci siano, no? Derivino dalla ricerca biomedica, cercherò di affrontare un pochino questa cosa. E gli argomenti di cui vorrei parlare sono questi: che cosa si aspetta la gente dalla scienza e dalla ricerca, come si fa ad inseguire l'eccellenza nel finanziamento dei progetti di ricerca, come si fa a favorire la trasformazione di progetti di ricerca che di loro vanno ad inseguire, a costruire conoscenza, quindi come si fa a trasformarli in beni fruibili alla società, nel nostro caso in terapie fruibili alla società, e come si genera valore, che tipo di valore è atteso dalla ricerca. Quindi cominciamo a partire da che cosa si aspetta la gente dalla scienza e a questo punto mi porto sul terreno che mi è proprio, che è quello del Teleton, perché Fondazione Teleton è un ente non profit che nasce per volontà di gruppi di pazienti affetti da malattie rare, che quindi si sono costituiti come un gruppo di interesse e hanno deciso di creare un'entità che finanzi ricerca per soddisfare un loro bisogno. Considerate che ogni minuto di ogni giorno circa 10 bambini nel mondo nascono con una malattia genetica rara. Noi utilizziamo molto, in modo molto condiviso, il volto di pazienti veri, perché il nostro modo di rappresentare quello che facciamo è quello di partire dal bisogno. E quindi le malattie rare, che sono rare se prese ad una, in realtà non sono così rare, perché si stima che dal 3,5, dal 3,5 al 9% al 5,9% della popolazione globale sia affetta da una malattia rara, quindi sono 6-7 mila le diverse malattie rare note nel mondo, il 72% di queste sono di origine genetica e noi ci occupiamo proprio di queste malattie rare di origine genetica. Tra l'altro, appunto, noi nasciamo dal principio che ogni singolo paziente conti indipendentemente dalla rarità della sua malattia, e come vedete nella prima di queste colonne, questa molto alta, l'85% di queste malattie sono talmente rare che coinvolgono meno dell'1% delle persone che vivono con una malattia rara, quindi sono veramente malattie rarissime. Si parla di malattie talmente rare da poter individuare 10, 15, 20 pazienti nel mondo nuovi che nascono all'anno. Evidentemente questa cosa porta queste malattie ad essere totalmente neglette. Molte volte mi sento chiedere: ma perché allora dovremmo investire in una cosa così rara? Questo è il senso di un ente non profit. Il senso di un ente non profit è quello di entrare in ambiti che non sono ambiti che possono essere considerati utili o interessanti dal mercato, sia dal mondo pubblico sia dal mondo privato della ricerca, e noi in un ruolo pienamente sussidiario entriamo in questo segmento, e lo facciamo
Quindi essendoci dati una missione, no? Quindi la nostra missione è quella di finanziare ricerca scientifica per arrivare alla cura di queste malattie. Nel tempo ci siamo dati una visione che è quella di trasformare queste ricerche in terapie accessibili ai pazienti. E per ritornare al tema del ruolo, no, nella società, io qui rappresento il Teleton, diciamo, al centro di una triangolazione, diciamo così, fra i tre grandi portatori di interesse che ci caratterizzano, che costituiscono la nostra attività. I pazienti, che come ho detto sono i portatori di interesse, quindi quella parte della società che ha voluto che ci fosse il Teleton, gli scienziati, che sono lo strumento con cui noi perseguiamo la nostra missione, finanziando quindi i loro progetti, e poi naturalmente la comunità, la società civile, la comunità dei donatori, coloro che rendono possibile la nostra attività. Per ritornare al tema che mi è stato dato e quindi al tema dell'importanza della ricerca nella società, questa triangolazione potrebbe tranquillamente essere trasportata il senso della ricerca in un paese intero o in una grande comunità, quindi le scelte governative, no? La società che ha bisogno di una soluzione, sempre gli scienziati che lavorano e poi i contribuenti, che sono coloro che contribuiscono al finanziamento della ricerca scientifica nel proprio paese, e chi deve governare questo processo, come nel nostro caso, deve governare rispettando questi ambiti, rispettandone l'equilibrio e la indipendenza dell'uno dall'altro. Quindi noi lavoriamo per seguire il bisogno dei pazienti, siamo consapevoli del loro bisogno, ma non facciamo sconti alle logiche alla base della ricerca scientifica, che invece sono logiche che richiedono rigore, tempi lunghi, anche tante risposte negative purtroppo ai pazienti che magari hanno un'urgenza che sembra non volere accettare ritardi o lungaggini, e allo stesso tempo dobbiamo essere indipendenti anche dalla volontà degli stessi donatori, i quali non possono imporci gli ambiti da finanziare, ma devono esercitare nei nostri riguardi un controllo molto attento per effettuare una donazione informata. E quindi nella logica di rendicontare anche a tutti quelli che donano quello che facciamo, il primo pezzo del nostro lavoro è quello di destinare i fondi cercando di perseguire l'eccellenza nei finanziamenti che facciamo. E facciamo questo attraverso un rigorosissimo processo di selezione, che è un processo di selezione che abbiamo mutuato da prassi internazionali, diciamo, molto avanzate, direi, che è in questo momento l'unico processo di selezione presente negli enti non profit in Italia che sia certificato in qualità, che è un processo che ricorre a revisori presi fra scienziati selezionati in tutto il mondo, non italiani, non per esterofilia, diciamo, ma perché è un processo che punta a minimizzare il conflitto di interesse e che permette di selezionare all'interno di tutta la ricerca che ci viene presentata dai ricercatori italiani che vogliono accedere ai nostri fondi i progetti migliori. Diciamo, ritornando al modello che dicevo prima rispetto alla necessità di governare questi processi, diciamo, percorsi di valutazione di questo tipo dovrebbero essere i percorsi di valutazione tipici e obbligatori nell'erogazione di qualunque finanziamento anche pubblico, a partire anche da una certa continuità del finanziamento. Quindi sono due percorsi diversi che facciamo fra quei progetti che appartengono ai nostri due istituti interni. Noi abbiamo dato il via a due istituti, diciamo modello VIM se si vuole, che sono l'Istituto Teleton di Genetica e Medicina che sta a Pozzuoli e l'Istituto TIGET, che è l'Istituto Teleton di Terapia Genica, che è una joint venture fra noi e il San Raffaele, che hanno ricevono un finanziamento attraverso una revisione stringente ma non competitiva, diciamo, mentre invece tutto il resto dei finanziamenti viene effettuato su base competitiva utilizzando questo, diciamo, processo molto rigoroso attraverso dei bandi a cui possono accedere i ricercatori di tutta Italia. Il VIM è uno dei centri, peraltro molto competitivi nel reperimento anche dei nostri fondi, perché
lavora anche su ambiti molto diversi. Cosa abbiamo fatto in tutti questi anni? Un investimento di circa 660 milioni in ricerca, migliaia di progetti, moltissimi ricercatori che sono stati finanziati, più di 1700 ricercatori, abbiamo distribuito denaro su 240 diversi istituti in Italia e i risultati che monitoriamo regolarmente. Questa è l'attività nei nostri istituti, come potete vedere all'interno di tutti questi istituti. Questa è una delle prime dei sistemi che possono essere utilizzati per valutare la performance scientifica. Ieri sera se ne parlava anche in una conversazione a tavola sull'importanza della ricerca di base. Noi nasciamo per dare delle risposte ai pazienti, tuttavia una percentuale molto considerevole dei progetti che noi finanziamo, anzi forse in assoluto guardata negli anni, la percentuale maggiore è andata a progetti di ricerca di base, cioè quella ricerca cosiddetta guidata dalla curiosità che è alla base di tutta l'innovazione. Le più grandi scoperte che poi si sono tramutate magari in grandissimi prodotti di grande successo sia terapeutico sia tecnologico negli ambiti più diversi nascono da scoperte provenienti dalla ricerca di base che nel momento in cui sono state fatte difficilmente potevano essere ricondotte o raramente potevano essere ricondotte ad un prodotto finale. Quindi questo è lo sforzo che noi facciamo e il risvolto di questa cosa si vede in questi dati, che sono dati che hanno a che fare con degli indici bibliometrici, cioè dei criteri di misurazione della qualità dell'output scientifico misurato attraverso la qualità delle pubblicazioni che sono state misurate, attraverso il numero di volte in cui ciascuna pubblicazione viene poi citata dalle pubblicazioni che seguiranno nel mondo, quindi l'impatto che queste scoperte hanno avuto nella comunità scientifica internazionale. E se voi guardate nelle colonne nella parte destra di questo grafico, alla base del grafico che vedete, c'è un confronto con alcuni dei principali istituti nel mondo, quelli che vengono guardati nel mondo come gli istituti più importanti, e guardate la performance dei due istituti TIGEM e TIGET. Questo a dire non che si venga a fare una gara, ma a dimostrare, cioè come prima dimostrazione che il processo di valutazione che abbiamo messo in pista è un processo di valutazione che è in grado di selezionare all'interno della ricerca italiana quella ricerca che può competere e portare innovazione a livello internazionale ai massimi livelli, e questo poi si può vedere anche nel resto della presentazione rispetto ai risultati che sono stati ottenuti. Quindi se questo primo pezzo che vi ho raccontato rappresenta Fondazione Telethon come un'agenzia di finanziamento. Noi siamo in origine una sola agenzia di finanziamento, poi abbiamo un po' cambiato la nostra natura ampliandola. Come dovrebbero essere i finanziamenti alla ricerca per rendere una ricerca competitiva per il Paese? Dovrebbero essere sufficienti, quindi bisogna che possa essere fatto un investimento che porti a massa critica l'intervento del Paese in generale, quindi nel nostro caso. Regolari, e questo è un gravissimo problema per il nostro Paese che tende ad avere dei finanziamenti, discontinui nel tempo. In questo momento siamo drogati di soldi di PNRR e fra 3 anni ci troveremo poveri di soldi perché questo eccesso, questa inflazione legata al PNRR che è stata fatta in assenza di una vera programmazione ci creerà sicuramente grossi problemi. Devono essere assegnati attraverso criteri trasparenti che siano basati sul merito scientifico, e anche qui il nostro Paese ancora non è esattamente brillantissimo. E poi bisogna cercare di creare sinergie fra pubblico e privato, fra profit e non profit e fra varie realtà, no? Il nostro invece finanziamento è spesso insufficiente, molto spesso intermittente, usiamo sistemi metodologici e criteri diversi, addirittura da ministero a ministero, il che complica veramente la vita dei ricercatori ed è estremamente frammentato e quindi difficile pensare di poter fare una vera programmazione nazionale.
Ci sono poi anche delle debolezze legate ai ritardi per complessità burocratiche, le incertezze di cui hai parlato, troppe regole e alla fine poca trasparenza, e regole e procedure che non sono esplicite all'inizio e che quindi rendono molto difficile e molto complicato l'attuazione dei progetti in seguito. E nonostante tutto questo, devo dire, l'Italia, poi gli italiani, i ricercatori italiani fanno dei miracoli, ma sono dei miracoli che possono incontrare anche non poche difficoltà. Quindi ho detto, per molti anni, quindi per più di 10 anni, noi siamo stati soltanto dei finanziatori di ricerca. A un certo punto abbiamo compreso che alcuni dei risultati che erano stati ottenuti potevano venire trasformati in terapie nell'interesse del portatore di interesse principale. Quindi alcune scoperte meritavano la trasformazione in terapie. Quindi abbiamo costruito in questi 30 anni di attività un modello che si basa appunto su alcuni fattori abilitanti la trasformazione. Devo dire, sono cose che abbiamo imparato facendole. Via via che trovavamo il problema ci siamo adattati al problema che incontravamo e quindi non avevamo pensato questo sin dall'inizio. All'inizio finanziavamo soltanto eccellente ricerca fondamentale, non so perché ogni tanto vada via, eccellente ricerca fondamentale e molta ricerca preclinica. Progressivamente abbiamo cominciato a guardare con attenzione i progetti che finanziavamo per trasformarli e quindi abbiamo cominciato a stimolare una ricerca di tipo traslazionale, vale a dire una ricerca che passasse al letto del paziente. E per fare questo abbiamo cominciato a costruire delle competenze, diciamo così, industriali. Abbiamo cominciato ad agire al nostro interno come se fossimo una piccola start-up biotecnologica che ha cioè costruito delle infrastrutture sia in termini di personale dedicato, sia in termini proprio di laboratori dedicati, che consentissero la trasformazione di questi programmi di ricerca in un farmaco. Per esempio, strutture cosiddette di GLP, che sono delle strutture di ricerca preclinica che vanno a comporre un dato di efficacia ma anche di sicurezza del farmaco secondo criteri imposti dalle autorità regolatorie per poter inserire quei dati in un dossier regolatorio, perché un farmaco venga approvato deve avere seguito un iter particolare e i dati devono essere prodotti secondo dei criteri che devono essere validati dalle autorità regolatorie. Questa è una condizione atipica per l'Accademia, tant'è che questo laboratorio di GLP è stato il primo laboratorio in Europa che facesse GLP per studi di terapia genica e cellulare, perché poi diremo brevemente qual è l'ambito in cui ci siamo mossi. Lo stesso vale per gli studi clinici. Gli studi clinici sono stati condotti non semplicemente dal clinico che intendeva somministrare il farmaco al paziente, che è quello che deve avvenire, ma sono state condotte attraverso una logica di GCP, invece Good Clinical Practices, attraverso un'infrastruttura che ancora una volta garantisce che il dato sia costruito in modo tale da poter essere inserito in un dossier regolatorio per la registrazione. E lo stesso per la produzione, che non facciamo noi direttamente ma che facciamo fare ad una officina farmaceutica dedicata alla produzione, ma che deve essere costruita non con criteri di laboratorio, di ricerca, ma con criteri adatti all'inserimento del farmaco in un paziente. Naturalmente tutto questo amplifica di molto i costi, ma garantisce che nessuno dei dati prodotti venga gettato via. E voi capite bene che, vista la rarità delle malattie, poiché l'industria è molto poco interessata, se non per nulla interessata a questi farmaci, questo nostro intervento è veramente molto importante. È possibile fare partnership con l'industria anche in ambiti così rari? È assolutamente possibile. Bisogna trovare dei modelli, diciamo, di collaborazione. E quindi
Come ho detto, noi come Fondazione Telethon ci siamo presi l'incarico di seguire tutta la filiera praticamente fino all'accesso al mercato, ma a un certo punto abbiamo cominciato delle partnership industriali che ci aiutassero, a proseguire il processo di sviluppo fino al mercato. Avevamo detto, il rischio dell'inizio ce lo siamo presi tutti noi, nonostante la rarità delle malattie abbiamo sopportato i costi di uno sviluppo, adesso fatevi carico della seconda parte, dell'ultima parte, che è quella dello sviluppo finale e della messa in commercio. Abbiamo anche dato vita alla creazione di alcune start-up che incorporano licenze della nostra ricerca per accelerare lo sviluppo. A questo punto dove sta la generazione di valore? Ci sono due modi per guardare la generazione di valore. Una è vedere che tipo di contributo è stato dato al Paese in termini di contratti con aziende, perché questo non è irrilevante. Abbiamo fatto contratti con aziende con una dimensione internazionale molto ampia, che hanno preso in licenza la nostra ricerca. Dirò qualcosa sulla tipologia dei contratti. Abbiamo brevettato la nostra scienza, non l'abbiamo fatto da subito, ma da un certo punto abbiamo cominciato a farlo. Abbiamo dato vita a 5 start-up di cui siamo anche azionisti, dove abbiamo conferito appunto la proprietà intellettuale. Ci sono altre 5 start-up in più che sono state finanziate e create attraverso un fondo, il fondo Sofinova Telethon, di cui noi pure siamo, a cui pure partecipiamo, e questo insomma è il nostro, un primo contributo, che naturalmente comporta la creazione di posti di lavoro, di tutto un ambito atipico per un ente non profit, ma che genera non solo sviluppo di progetti ma anche ulteriore conoscenza. Quali sono i pilastri? Ricordatevi il triangolo dell'equilibrio società civile, donatori, ricercatori e pazienti. Noi viviamo di denaro raccolto dagli italiani, quindi siamo consapevoli che la proprietà intellettuale di quello che noi sviluppiamo sia degli italiani. E allora i pilastri del nostro trasferimento tecnologico sono i seguenti. Intanto cerchiamo di salvaguardare l'indipendenza dei ricercatori che lavorano con noi. Mi sentite? Di salvaguardare l'indipendenza dei ricercatori e quindi di permettere loro comunque di andare avanti, fare ricerca, pubblicare e generare conoscenza. Poi non cediamo mai la proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale non può venire ceduta come tale perché abbiamo un dovere nei riguardi dei pazienti e noi sappiamo che dobbiamo garantire il fatto che chi prende licenza dei nostri prodotti, della nostra ricerca, la prenda sviluppando i farmaci di nostro interesse. Quindi abbia in mente che il paziente raro, nonostante la sua rarità, per noi costituisca la priorità. E quindi manteniamo il diritto di recuperare tutta la proprietà intellettuale licenziata laddove non venga sviluppato il farmaco di nostro interesse. E naturalmente queste partnership industriali ci portano altro denaro che poi noi reinvestiamo completamente in ricerca, perché noi manteniamo totalmente una natura non profit. È chiaro che queste partnership garantiscono un'accelerazione allo sviluppo, perché poi le aziende possono mettere una potenza di fuoco nello sviluppo molto importante. Questo è una creazione di valore, abbiamo detto, no? Conoscenze, aziende, denaro, ma poi c'è la generazione di valore che ci interessa. E la generazione di valore che ci interessa è la cura che abbiamo messo a punto negli anni per alcune di queste malattie, cioè queste terapie che abbiamo sviluppato fino in fondo. Noi abbiamo costruito una leadership, direi, internazionale riconosciuta da tutti nell'ambito della terapia genica, che è un nuovo paradigma terapeutico che dagli anni 2000 ad oggi ha preso sempre più forza.
E queste terapie, diciamo, ci hanno permesso di curare una serie di malattie. Qui mostro, diciamo, la pipeline delle terapie che sono già in uno stato avanzato di clinica, se non addirittura già in commercio. 2 di queste terapie, attraverso l'alleanza industriale, sono state portate alla registrazione, sono diventate 2 farmaci. Uno di questi farmaci, il secondo messo in questa slide, la terapia genica per la leucodistrofia metacromatica, proprio questa settimana che termina oggi, è stato autorizzato dalla Food and Drug Administration per l'immissione in commercio, quindi sono prodotti che sono diventati dei farmaci, e ricordatevi la visione, fruibili a tutti i pazienti del mondo. E poi ce n'è un'altra serie che vedete qui. Questi sono quelli che sono in clinica. Adesso abbiamo un portafoglio di quasi 13 terapie che sono in fase preclinica e avanzato stadio preclinica, che contiamo di portare in clinica nei prossimi anni, quindi un numero molto significativo di terapie. Qual è stato il punto? Qui si potrebbe dire che si chiude, no? Ho parlato di decadi, la prima decade solo in un certo modo, la seconda decade in un altro, quindi lo sviluppo, e finalmente qualcuno che aveva messo in commercio questi farmaci. È della metà dello scorso anno la notizia che, metà del 22, la notizia che l'azienda, questa azienda Orchard Therapeutics, che aveva in capo la licenza della terapia genica della DASCHID, quindi una malattia, un'immunodeficienza molto rara, molto severa, rinunciava all'autorizzazione all'immissione in commercio, cioè questo farmaco che era autorizzato in Europa per la distribuzione ai pazienti sarebbe sparito. La rinuncia all'autorizzazione all'immissione in commercio da parte di un'azienda significa la scomparsa della terapia, l'impossibilità di somministrare ulteriormente la terapia. È una terapia per una malattia rarissima, come sono le malattie di cui noi ci occupiamo, una terapia che l'azienda ha ritenuto commercialmente non interessante, e quindi ha deciso di dismetterne la produzione e la distribuzione. A quel punto ci siamo dovuti interrogare sul da farsi e diciamo che ci appariva abbastanza chiaro il fatto che non potevamo permettere, no? Ricordatevi la responsabilità anche nei riguardi della società, non solo dei pazienti che aspettano la nostra risposta, ma dei donatori che ci hanno dato del denaro per fare questo. Non avremmo potuto che venisse sottratta dalla disponibilità dei pazienti una terapia di fatto salvavita. Sono pochi, ma noi li conosciamo bene uno a uno, quelli che hanno avuto salva la loro vita. E quindi dal luglio dello scorso anno noi siamo diventati la prima charity al mondo a detenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco. Quindi siamo diventati da sviluppatori anche a tutti gli effetti un'azienda farma. Questo è stato possibile attraverso l'acquisizione di alcune competenze professionali che sono necessarie per legge per poter distribuire un farmaco, quindi questo ha significato ampliare la struttura, naturalmente ha ampliato molto la complessità, ma ci sembrava che l'unico modo per rimanere aderenti alla nostra missione e soprattutto dimostrare impatto, no? Si parla molto di impatto, di responsabilità sociale in questo periodo, ecco, questa è una forma di impatto che non potevamo non perseguire e dimostrare. Quindi io credo di avere finito quello che credo di avere un po', se ho risposto un po' al percorso della scienza che mi è stato chiesto di raccontare, credo di avere un po' provato a dire che i fattori abilitanti una ricerca trasformativa e competitiva sono innanzitutto finanziare molto tanta ricerca di base e preclinica attraverso il ricorso a strumenti che permettano di intercettare il valore e il merito di questi progetti. Poi bisogna attivare delle infrastrutture e delle competenze che siano in grado di intercettare all'interno di questa ricerca finanziata quella parte di ricerca che può essere trasformata in terapie, e poi per poterla trasformare bisogna attivare tutte quelle strutture che consentono l'attivazione di una ricerca traslazionale, che vuol dire gestire la parte regolatoria, la parte certamente brevettuale, essere in grado di costruire alleanze con l'industria e poi saper fare sviluppo di farmaci.